Siamo qui con Tommaso Pegoraro, autore del primo gol che ha sbloccato il match. Tommaso, è il giorno del tuo compleanno, un gol che ha sbloccato, cosa volevi di più? No, niente, è stata una buona partita, abbiamo interpretato bene la partita, è arrivato subito il gol, l'abbiamo sbloccata bene, poi abbiamo subito un po', secondo gol e poi è andato tutto come doveva andare. Riviviamolo assieme a te il primo gol, così se ce lo racconti mentre scorrono le immagini appunto del gol. No, è arrivata una palla a Pippo, io ho tagliato dietro la difesa, lui è riuscito a vedermi, ha messo una gran palla e basta, mi sono trovato tu per tu col portiere. Dedica particolare per questo gol? No, lo dedico a tutti, alla mia squadra, a tutti quelli che, a mia famiglia, a mia amorosa, quelli che vengono a vedermi e basta, lo dedico alla società e basta. L'ultima domanda, abbiamo visto un Montecchio oggi che è entrato sin dal primo minuto con un atteggiamento attivo, propositivo, determinato. Secondo te cosa è scattato nella testa tua e dei ragazzi rispetto a domenica scorsa? No, sapevamo che doveva andare al 100% da subito, cioè dovevamo imporci fin da subito e dovevamo portare a casa i 3 punti e basta, forse è stato quello a darci quella scossa in più. Ci arriviamo da una sconfitta e dovevamo già cambiare subito il registro e l'abbiamo fatto. Bene, forza, un bel sorriso, ti lascio andare a festeggiare e buon compleanno ancora. Grazie mille. Siamo qui con David Muñoz, classe 2003 spagnolo, grande partita oggi David. Sì, grande partita della squadra e abbiamo lavorato bene durante la settimana e il risultato l'abbiamo visto. Un Montecchio che ha sofferto quando c'era da soffrire, ma ha segnato nei momenti topici della partita. Sì, come ti ho detto prima, abbiamo lavorato bene durante la settimana, teniamo la cosa clara y nada, en la partida se ha visto que la squadra está unida y bien, bene, muy bene. Fai un saluto a tutti apparenti e amici che ti seguono dalla Spagna col Montecchio, che so che seguono sempre tutte le partite e i servizi. Sí, un saludo a tutti que me están viendo desde España y nada, esto pues va por loros. Perfetto, grazie Davide. Grazie, Ciao, grazie. ciao, ciao. Siamo qui con mister Mario Vitadello, una bella vittoria Mario di carattere, te l'aspettavi così Mario? Bah, diciamo che l'abbiamo preparata perché doveva finire così, perché abbiamo detto che era una partita importante contro una diretta concorrente ed era assolutamente importante fare i 3 punti in questo momento, soprattutto dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa. Oggi siamo stati più bravi a interpretare quello che abbiamo fatto in settimana. Anche oggi ci sono stati degli episodi che andranno rivisti sicuramente perché non è andato tutto come ci si aspettava, però diciamo che il carattere dei ragazzi si è dimostrato, la voglia di vincere la partita si è dimostrata e soprattutto qualcuno ha dimostrato più consapevolezza, faccio un esempio, Pegoraro, dei propri mezzi ed è una cosa che mi conforta moltissimo, insomma. Quindi direi che la prestazione è stata discretamente buona, dobbiamo migliorare come da sempre, insomma, ecco. Adesso guardiamo avanti, mettiamo in cantiere, mettiamo da parte questa partita. Sabato, ricordiamo in anticipo, arriva il Dolomiti Bellunesi, un'altra brutta gatta da pelare e quindi anche quella lì Mario sarà una partita da preparare in maniera certosina. Sì, sicuramente il Dolomiti non ha il valore della classifica che rispecchia e quindi dobbiamo fare attenzione a preparare con molta cura questa partita perché anche oggi mi pare che abbia fatto gol Corbanese, Simone è una sicurezza per qualsiasi squadra in cui gioca e di conseguenza dovremo prestare molta attenzione a lui e anche ad altri che giocano lì, insomma, ecco. Perfetto, grazie Mario. Arrivederci.